Amici e amiche di Dentro Fuori Channel, come vedete siamo davanti a una struttura molto bellina, molto ben messa. Eccoci qui. Ci avviciniamo alle fattezze murarie di questo nuraghe, che come vedete è molto bello e molto interessante e anche ben messo, diremo. È il nuraghe Sisini, appunto a Sisini, prende il nome dall'omonima località, è di una fattura eccellente. Guardate che belle le opere murarie, è veramente ricorda un po' il nuraghe Goni, con questa fattura veramente minuziosa rispetto ad altre esperienze che abbiamo avuto. Un nuraghe di tutto il rispetto. Eccoci qua, ci avviciniamo. Chiaramente vi invitiamo a mettere il like al video, sperando che lo streaming sia eccellente. No, penso di avere un segnale appropriato qui. Giriamo lungo il perimetro del nuraghe. Adesso ci inerpichiamo sopra. Eccoci qui. È il nuraghe Sisini. Guardate che bello. È veramente bello, interessante. Una struttura veramente interessante. Scopriamola assieme. Ecco qui. Saliamo su questa bellezza fantastica. Ecco qui, guardate la torre, richiama un po' il pisco qui, come vediamo. Peccato perché questo andrebbe svuotato e rimesso a piena definizione. Guardate che bello. Saliamo sopra. Ragazzi, questa bellissima struttura. Guardate un po'. Eccoci qui. Abbiamo visto assieme le fattezze di questa torre, che ricorda molto quella del Pisco. Quella del Pisco probabilmente è un bel po' più grande, però poi bisogna vedere quanto deve scendere, perché sicuramente qui c'è molto di interrato. Proviamo a spostarci sulle parti alte. Eccoci qui. Vediamo questi blocchi murari che qui creano un angolo aperto forse di 110 gradi, il che forse per queste zone è più comune rispetto ad altre. Ecco qui, guardiamo un po' questo insieme, proviamo a scendere. Chiaramente non abbiamo ingressi, come abbiamo visto al mastio, ma è solo visibile da sopra. Vi ricordiamo che siamo nel nuraghe Sisini, o Sisini, vuoi che se ne dica, non sapremo. Eccoci qui. Chiaramente c'è tutta una zona comunque perimetralmente al nuraghe che racconta comunque di vita vissuta. Eccoci qui. Quindi, a parte tutti i crolli, non troviamo nessun comunque accenno che possa portarci all'interno del mastio, ma come abbiamo visto da sopra comunque probabilmente ingresso al momento non esiste, o perlomeno quello che esiste risulta sotterrato dalla terra e dai crolli.
Eccoci qui. Ci fermiamo un secondo per cogliere questo splendore. Guardate anche qui i tagli squadrati a 90 gradi con, vorremmo osservare qui delle lavorazioni particolari della pietra che vogliamo vedere assieme a voi. Guardate queste lavorazioni, non sappiamo cosa siano, cosa rappresentino, ma comunque sono delle lavorazioni della pietra, certamente. Vediamo questa squadratura di questo muro che andiamo a cogliere un attimino più nel particolare adesso, percorrendo il fianco di questa parte perimetrale e tornando a questa stupenda circolarità del mastio, questa unica torre forse, eccoci qui. C'è qualche, ok, abbiamo perso la connessione infilandoci in mezzo alle pietre, ma comunque qualcosa siamo riusciti a vedere. La ripercorriamo nuovamente il perimetro. Eccoci qua, c'è nuovamente un'apertura. Ecco qui, c'è un'apertura con qualche ingresso. Sicuramente chissà cosa ricavata per cercare di trovare chissà quale tesoro qua dentro, perché sembrerebbe più una cosa del genere, anche visto e considerato che sopra non abbiamo un traverso questa apertura. Quindi qui penso che sia stata sfilata qualche blocco, sia stato sfilato per andare alla ricerca dentro il nuraghe di chissà che cosa. La stupidità umana comunque non ha confini, almeno quella moderna, perché quella antica, come vediamo, era poco palpabile, visto le bellezze che ci hanno tramandato i nostri cari signori, padri, avi dell'età del bronzo. Ok, dal nuraghe Sisini, vi mandiamo il nostro caro saluto, lo riprendiamo nuovamente un attimo da qui. Guardate che bello, una struttura molto molto interessante. Ok, forse anche qualche deposito ceramico, questo lo volevamo vedere assieme a voi. Sì, quindi ci lavoravano la ceramica anche qui, quindi c'è sicuramente la presenza di qualche forno. Ecco qui, nuraghe Sisini. Ok, dentro Fuori Channel live nuraghe Sisini, dentro Fuori Channel il canale dei nuraghi, ricordatelo. Iscrivetevi al canale, accendete la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti sui nostri caricamenti, sui nostri streaming e su tutto quello che pubblichiamo su Dentro Fuori Channel, che tratta anche di altri argomenti. Gentili signore e signori, un abbraccio da nuraghe Sisini. Ciao a tutti, ciao, un abbraccio forte.